Salut a tutti, felici di ritrovare per una settimana nuova di Campa qui in Terce FM e mu scelto all'agna comune di Bergue sta settimana. Prima d'appa siamo in cima al paese ma scontra subito un anziano avvocato e magistrato appassionato di storia, quella di uso paese ben inteso si chiama Louis Belgodere. RCFM e Campacui. I primi tempi innanzi al paese, dopo la costruzione di un castello verso 1270-75 e dopo la vita di un paese sino ai nostri giorni. Innanzi al paese la popolazione si trovava piuttosto in delle aree boiate di sotto, vicino alla piaggia, e erano a mezza esodiosa, a mezza esodare, e dunque si può pensare che non c'era mica pericolo che veniva dal mare o d'altro, e la popolazione non era mica concentrata come lì ora. Quando i marchesi di San Colombano, che erano i signori della regione, costruiscono qui un castello, c'è un paese che nasce e piano piano, in un pochi anni si può pensare, diventa un paese che noi conosciamo oggi. E dunque la vita cambia perché le gente so una accanto all'altro, si fa veramente una comunità e c'è un potere genovese che si stabilisce più o meno a parte da 1400-1450 e dunque si può dire che il potere genovese c'è un tenente Eulania che sta in Argaiola. Qui c'è una comunità che legge i padri di un comune erano lui e il podestà era uno e tutti e tre facevano ciò che può fa pensare alla municipalità ai giorni d'oggi. La forza e la potenza di Aiegia è assai più grande che quella di un potere genovese. Abbiamo augurato qui, augurato il paese, quando nasce la parrocchia in quel paese. Dopo abbiamo un convento di frati Servi Maria, che li chiamano, e abbiamo la confraternita che nasce nel 1503, che esiste sino al 1920, dopo è smarrita a poco preso un secolo e quest'anno è tornata a nascere. Hanno arrivato la confraternita e i curati durano sino a ora, c'è sempre la parrocchia di Vergue e si può dire che a maniera di campare di sta gente era come una piccola repubblica, come i paesi Occiadana, Donawanda, Palasca all'Astra, sono i paesi che noi conosciamo e che hanno campato sino a ment'ora. Ecco so che si può dire in corte parole della vita di nostro paese. Et demain, nous irons en plaine de Belgodère et du côté de Lodzari pour retrouver un hôtelier restaurateur, Louis Doriano. A domani dunque per Azeuda de Campacui in Bergue. RCFM e Campacui.